Questa è la mia pizza di scarole indiana. Effettivamente quello che realizzeremo saranno dei panipuri. Cominciamo nello stendere la pasta. Questa che stiamo utilizzando è una pasta molto semplice fatta con grano duro e grano tenero. Se volete la ricetta scrivetelo e noi ve la proponiamo. La pasta va stesa a poco meno di 1 millimetro. Raddoppiamo l'impasto e lasciamo riposare per un'ora. Cominciamo lavando la scarola e tagliarla a pezzi. Come vedete queste scarole sono molto bianche, le tagliamo già a pezzettoni e ci diamo una bella lavata. Liberiamo l'aglio da un po' di pelle, lo utilizziamo sempre alla stessa maniera, schiacciato. Dopodiché prepariamo in tegame tutto, compreso l'olio. Mettiamo il peperoncino, una punta, spicchio d'aglio e via con la scarola. Mettiamo qualche filetto di acciuga. Beh, io più o meno ogni chilo di scarola metto 50 grammi di capperi, 50 grammi di olive, 50 grammi di pinoli. Togliamo l'aglio per i sensibili, lasciamo asciugare la scarola e all'ultimo metteremo i pinoli. Diamo una battuta al coltello. Coppa pasta. Pronti per la cottura. Temperatura dell'olio tra i 170 e i 180. Devono essere friabilissimi, quindi devono essere cotti nella maniera opportuna. Pizzichiamo il fondo dei panipuri. Riempiamo i nostri panipuri con scarola, olive e capperi. Io li completo così. Un po' di paprika affumicata. Come si dice fate i bravi in indiano?